E allora? E allora? Com'è il vecchio detto? E che ne so, ce ne sono tanti. Paese che vai, Regione, usanze che trovi. usanze che trovi. No? E se ce ne andiamo nelle regioni, E dove ce regione ne che andiamo? vai, piatti che trovi. Piatti che trovi. E che troviamo? I piatti. I piatti Però vuoti? mancano i bicchieri. Servizio di piatti? Non posso esimermi dal salutare te che sei lì guardinga a farmi bene. Guardinga, questa è nuova. Anche te e anche te. Bene. E perché non salutare la camera dell'artrosi cervicale? sì. È lì. Bene, Scusami, vai. Anica! Così. La nostra piccolina ultima Piccolina, arrivata. non si sa. Ma chi ci toglie dai malanni È è lui. lui, lo zio Gianni. Il pelato. Sempre il pelato, lo zio Gianni, il pelato. Tirini. Allora, oggi regione che vai, piatto che trovi. Dove andiamo? Abbiamo dei cannolicchi irrigati del pelato, del prezzemolo, della cipolla, pecorino romano, dei funghi, aglio, salvia. Cosa andremo a fare? Cosa andremo a fare un piatto che si chiamano cannolicchi alla bersagliera. Ah, la bersagliera. Capito? Un bel primo piatto fatto in maniera, poi ti farò vedere. Bene. E lo sai perché si chiama la bersagliera? Perché c'ha che un questo si cappello? chiamava la militare. No. Origine di questo piatto era la militare. La militare. Un giorno uno in una trattoria le chiese: mi fai un piatto di cannolicchi alla militare? Però sbrigati, veloce, ho poco tempo. Quello cominciò a correre, da militare diventò bersagliere. Ah, Perché? bersagliere. Ah, bene, che bello. possiamo Sai, iniziare? Iniziamo E il secondo piatto invece che cos'è? Vedo delle acciughe, dei funghi. Secondo piatto, vedi quella scarola? È un piatto tipico napoletano. Napoletano, È la scarola bene. alla napoletana. Però io mi sono sentito vicino a questa scarola alla napoletana come i nostri broccoli catanesi, Ah, i quindi... bastardi affocati. Dai. C'è una certa similitudine, come Dai, infatti dai. più alla ricetta originale. Scusa, siamo in televisione. Perché? Parole I sue. bastardi, il piatto così. Non si dice. Va bene, facciamo i meticci No, affocati. i cattivelli li abbiamo I chiamati, ti cattivelli, ricordi? scusa, i cattivelli. Ti ricordi? Dai, siamo in Vabbè, TV. prendiamo questa pentola Sì. e andiamo a bene. mettere dell'acqua. Dai. Dell'acqua dove prendiamo quest'acqua che abbiamo colto così. Mi fai prendere una padella Ma che ci iniziamo certo. a preparare gli utensili per fare i nostri piatti. Ok. Ecco qua. Ecco Questa qua. faremo la scarola, anzi no, in questo momento l'acqua non ci serve No, proprio. non ci abbiamo cambiato, E ragazzi. però il bello della diretta è questo. Questo. Gioia, che facciamo quello che... Dai, iniziamo a fare un bel trito. E mi Dai. dai un bel coltello così. Dai, sì. Facciamo, tagliamo questa cipolla ben fina, così. Poi ti ricordi come ti ho detto quando si sminuzza? Prima così, vedi? Andiamo. E poi di nuovo. No, e poi operiamo, ti ricordi come quasi le prime puntate quando dicevo mano ferma qui Ah, ok. e andiamo a fare il trito. In questo modo mi prenderesti gentilmente un corposo spicchio d'aglio? Ma certo, un corposo, quindi uno bello cicciottello. Sì, Vediamo un po'. cicciottello così. Questo ti prendo, questo. Sì. Lo devo... Se me lo peli te ne sarei Sbucciare? grata, se no ce l'ho un pugno e lo apri. Nel frattempo io continuo a macinare questa cipolla che deve praticamente poi sparire. Va bene? E la cipolla deve sparire. La vedi la cipolla? C'è la cipolla, non è vedi, sparita. No, è sparita. No, è lì La vedi la cipolla? No. Ah, vabbè. L'aglio. L'aglio. E anche questo andiamo a fare un taglio molto... Ti vorrei fare vedere? Cosa? Guarda, ma che è? Mamma mia, Ma ragazzi, che ho fatto è delle calibro? lamelle di aglio. Ma che è calibro? Ma come le fa queste cose? E abbiamo fatto questo. Bravo, Abbiamo fatto bravo, questo. bravo. Lo andiamo a mettere in pentola. In pentola, E quindi facciamo questo partire aglio piccolo, questa cipolla piccola piccola. E piccola, facciamo partire il fuoco. con l'olio, facendolo partire dal freddo. Vai così, metti perché ci serve, perfetto. Accendiamo e aspettiamo che soffrigga. Ok. Mentre soffrigge ci andiamo a mettere un po' di prezzemolo. Togliamo i gambi che possiamo usare per brodi, per tutto quello che ci pare. Però qui ci servono solo le foglie. E andiamo a fare anche qui un bel trito.
trito. È la giornata del trito, ragazzi. Esatto. Siamo coi triti al momento, ragazzi. Stiamo- Arriveremo da qualche parte. Arriveremo da qualche parte. Tranquilli, seguite Guardate step questo by bel step, trito così, alla fine step una by ricetta. step, alla fine una ricetta. Cipolla, E andiamo a aglio, mettere questo, guarda. prezzemolo, al momento tutto tritato finissimamente. Finemente. Adesso questo la prendi una scodellina piccola che c'è lì. Vuoi guarda, questa? quella Questa? bianca, quella Questa bianca. va bene? No, quella, guarda, quella a goccia. Ah, questa qua mini. Questa sì. E mettiamo questo che ci servirà di poi. Ok, E lo mettiamo da parte. vai. E intanto andiamo a mescolare Dai, mescoliamo. questa cosa. I funghi. I funghi. Mi danno uno spelucchino. Ma certo. Me lo pulisci un fungo pure tu? Sai come si fa? Tu sei esperta, no? Mamma mia, è stanca già, oh! È stanca, guarda. Cioè, ragazzi, basta spellare Sta- e in questo via. modo, In this way, please. così. Vediamo un po' di spore. E andiamo a fare questo taglio così. Li fa scappare. Scappano. Prego. Ecco, e li andiamo a mettere qui, guarda. E li andiamo a mettere qui. Vedi che stiamo facendo tutto veloce. Tutto veloce. Perché stiamo facendo tutto veloce? Perché abbiamo premura, dobbiamo No, andare, perché dobbiamo finire. sono i cannolicchi alla... Ah, la bersagliera, alla perché è quella bersagliera. cosa veloce, ok. Abbiamo messo questi. Mi dai il sale, proprietà? A te. E mi pulisci questi e li metti nella pattumiera, magari. Che E mi dici? pulisci questi, ma... Per favore. ma dico, Per ma stiamo favore. scherzando Ma qua. dai. Guarda, adesso che abbiamo rosolato il Tudos, prendiamo questi pelati, e la signoria vostra è così gentile, che se scappare i funghi scapparono. La signora vostra è così gentile che mi presta una forchetta, Certo. così, andiamo a schiacciare per bene. E adesso E li andiamo a adesso? mettere in questo soffritto. Vai. Così. Diamo un'ulteriore schiacciata. Così, vedi? E abbiamo rotto Le uova. i pomodori. I pomodori. Non l'hai visto le uova? Questa recuperiamo con dell'acqua Certo. calda e faremo una cottura che tante altre volte abbiamo fatto vedere. Sì, cioè? Faremo una cottura che tante altre volte abbiamo fatto vedere così, guarda. Aggiungiamo un po' di questo brodo e lasciamo Lasciamo andare. andare così. Aumentiamo la fiamma, il sale lo abbiamo messo Sì. e andremo ad aggiungere un pizzichino di salvia. Un po' di salvia. Mi dai una fogliolina di salvia? Questo è alloro, va bene. Lei è esperta di cucina. Prende. Alloro No, devi è questa prendere. la salvia. Io avrei messo all'oro. Lo so, questo. In questa ricetta, ti devo dire la verità. È Non lo preferibile so. all'oro. Sei convinto tu di questa scelta? Sei convinto? No, Ah, io non mi hai prendo messo qualche responsabilità, dubbio. ragazzi. Io avrei messo l'alloro. Allora, Si sposa meglio Sì, con i sì. funghi, le cose. sì, si sposa perché è alloro. A posto. Sono sapori che abitualmente non incontri, No. capito? Non incontri. No. Adesso togliamo un po' di cosette e ce le spostiamo. Questo lo lasciamo qua, questo qua. E Bravo. andiamo a preparare un bel soffritto Sì. per la nostra scarola. Pazzesco. E andiamo a fare un bel soffritto di Cipolla. cipolla, così com'è, guarda. Cipolla, così. Olio. Olio. Metto in padella? Yes. Va bene. Ah, vai. Qui aspettiamo che ci soffrigge per bene. Questi sono gli ingredienti che andremo a utilizzare. Sì. Vedi? Queste gli diamo un po' una smacinullata. Buone. Ma avevi dubbi sulla mandorla? Volevo sentire. Ah,
Ah, la volevi sentire? Ma sentire è così. assaggiare. Ti sta parlando? Sì, il sapore, la consistenza, la croccantezza. Sì, viva l'Italia. Sei diavola. Eh? Sei È diavola. diavola, diavola. Allora, A questo punto lascio a te una responsabilità. vai, dimmi. Dobbiamo aggiungere noi del peperoncino a questa Vai. salsa. Basta. Ok, se ti piace così, va bene così. Esatto, ok. Poi- Ci stiamo preparando quelle basi. Questa te la lascio per vedere come è venuta. Quindi, E andiamo a prepararci la base per fare questa meravigliosa scarola alla napoletana. E cominciamo. Cipolla. cipolla, E stavolta sì che ci siamo, eh? poi Senti lo sfrigolio. E alla via così. E alla via così. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere. A questo punto le olive le gestiamo sane o le spezzettiamo? Le gestiamo Le sane? gestiamo sane. Le gestiamo sane. Mettiamo anche queste belle olive qui. Ora attenzione ad andare a salare perché abbiamo due elementi salutari che sono l'oliva e l'acciuga. dobbiamo fare un piatto Mi dai bilanciato, una ragazzi. penzetta, una penzetta. Ok. A te E andiamo a mettere un bel po' di un acciuga. po' di acciughe, Così, 3-4 filetti. abbondanti. Va bene? Sì. Ce l'hai un po' di pane? No, dico, vabbè, l'acciuga è buona col pane. Sì. E continuiamo a far sì che l'acciuga si sciolga. Bene. Bene. Quindi cipolla, soffritto di cipolla, L'acciuga. l'acciuga e le olive, queste sono quelle nere snocciolate. Brava. Giusto? E adesso guarda che facciamo. Prendiamo queste, L'uvetta. l'uvetta, una parte intera e una parte la andiamo a spezzettare. Spezzettare. Perché? Perché ne assumiamo di più il sapore. Ecco. L'uvetta sultanina. Perché sultanina? Perché piaceva tanto al sultano. Bella, la mettiamo E lì. Andiamo così e andiamo a fare così. Andiamo a fare così. Che dici? Lo so. E stavo dicendo, mentre loro fanno, noi facciamo. Consigli per i consigli. Vai. E non mancate, non vi allontanate e non perdete No. tempo. Abbiamo dato una mezza sistemata. Pronti? Andiamo Allora. a preparare questa meravigliosa scarola. Bene. Mi dai Che un ti serve? coltello? Un coltello. Coltello questo Questo? qui va bene e facciamo dei tagli così, così e andiamo a mettere questa Bella così, meraviglia tutta in grossolana. questo soffritto. Così. Ricordiamoci che dobbiamo salare, però, Però cosa abbiamo messo? Due ci sono le ingredienti, acciughe e ci sono anche le le olive. olive, Quindi sentiamo poi dopo di sale. così. Mi dai una marisa Eccola. e andiamo a mischiare così, proprio con le manine, in questo modo. A questo punto, come vedi, stiamo girando. Sì, sta passando, no? Perfettamente, sì, sta passando. Ecco qua, Ecco. andiamo così. Ti ricordi quell'acqua di pomodoro che Me lo avevamo ricordo, tolto? Me la dai un questa. attimo, Infusione di pomodoro. così, me la dai? Acqua in infusione di Guarda, pomodoro. c'è una fogliolina d'alloro, io gliela do. Perché ti avevo detto ci sta bene da loro. Però non in questa Ah, ricetta, era l'altra. Vabbè. era l'altra. Ok, così. E andiamo a coprire. Coperchio? Copernico. Me lo dai il Copernico? Eccolo. Qua. E mettiamo. Bene. E facciamo Allora, andare così. A questo punto cosa facciamo? Ci prepariamo un taglio che ci ricorda i bastardi, scusa, dai, cattivelli. i cattivelli affocati. I cattivelli asmatici. Per cui prendiamo della buona provola piccante. Bene. Avremmo potuto mettere della tuma, No. del primo sale. Abbiamo scelto la Ma provola. perché abbiamo scelto la provola? Perché avevamo questa. Brava! Grande questa donna.
prendiamo questi due pezzi e facciamo questi dadi di provola, così. Così, perché dici? Perché voglio dare un po', un concetto quasi di bastardume. Uniamo Napoli a Catania. Ti piace? A questo punto, mentre sta ora cucinando, vedi? Ok. Questo, vedi qua, abbiamo stretto lo stretto? Sì, ho Si è visto. stretto lo Si è stretto. stretto. Mi dai la pasta? A te? Hai capito, no? Non perdiamo tempo, ragazzi. Hai capito, via, la no? pasta. E abbiamo messo questa pasta. Mi dai un coperchio di questa misura, per favore? Sì. Io ti faccio mangiare i cannolicchi alla bersagliera. Eccolo. Copriamo e copriamo. E questo ci Abbiamo siamo. preparato questo. Nel frattempo, Poi, cosa nel facciamo? frattempo, Mettiamo l'uvetta, l'uvetta intera, l'uvetta intera. Andiamo a mettere le le mandorle. mandorle, Ci andrebbero i pinoli, ma noi abbiamo le belle mandorle ci mettiamo le di Avola mandorle. che meritano, no? Sì. Le nostre mandorle sono meritevoli di attenzione e di passione. Vedi? E andiamo mescoliamo a così, mescolare generosamente, così. Generosamente. Vedi, gli ingredienti sono tutti proprio... Bella, E avrà quel meravigliosa. sapore bello, intenso. Di Casareccio, che casareccio. questo, più di un contorno, questi contadini se la portavano appresso e mangiavano con il pane. Va bene, copriamo. Allora, E noi facciamo un ripasso di quello che siamo fatti, dai. dai, allora, quindi, Allora, siccome tengo a precisare una cosa, Dimmi. scusate. Siccome mi puoi inquadrare in primo piano? ma favore? perché ne bisogno Sì, c'è, scusa, sì. anche uno chiede così. E allora, sono in primo piano, desidero proprio che la gente mi veda in intimità. Siccome tutte queste ricette le ha fatte la Desiree, lasciamo a lei di recappare, di ricordare tutto quello che abbiamo fatto. Non me la sento. Prego, e come? Desiree, Che c'è? sei tu, dai. Ma allora tu che ci stai a fare? No, che scusa? c'entra? Allora, questo che abbiamo fatto qua, I Desiree, canolicchi alla bersagliera. e sarebbe? Sarebbe... Ci avevo messo qua, ragazzi. Allora, Allora, siamo partiti da un trito molto fine e sofisticato di cipolla, prezzemolo e aglio lamellare. Giusto? se Poi cosa abbiamo messo? Abbiamo messo i funghi, poi abbiamo aggiunto i pomodori pelati. Pelati. Successivamente abbiamo allungato tutto con dell'acqua. E adesso qual è la particolarità di questa pasta? Che la pasta si completa la cottura praticamente lì dentro. è quindi brava, sarà... vede come vede, Ragazzi, lo facciamo vedere. mamma mia, guarda che Chef, c'è qua, lo c'è facciamo l'applauso, vedere, guarda, vedi? guarda. Vedi il pubblico che Ah, sì. applaude, Ah, ragazzi. ora c'è il pubblico. C'è il pubblico. Ora il pubblico c'è. Cose di pazzi. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, Il chef lo so. l'aggiungerebbe un po' d'acqua. Sì. Abbiamo un po' preso sì. quella brocca che è Vai. acqua con sale. L'assaggiamo, Tieni. mi dà un cucchiaio. Che, Assaggio io. essendo un buon sous chef, desidero. Buonissima. Come di sale. Buonissima, puoi andare. E andiamo ad aggiungere quel tanto che basta per continuare. Poco, per continuare la cottura naturalmente. Chiudiamo questo. A questo punto guarda che cosa facciamo. Dai. Apriamo questa meraviglia. Sì. Guarda, mi dai un piatto e la pinza. Un piatto e una pinza, un piatto. Allora, una un pinza, una pinza, piatto ti do questo. Sì, sì, mi serve di servizio praticamente. E una pinza ti do E questa. guarda che faccio. L'ho Che presa, fai? La togli? tolgo, 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 tolgo Bene. e concentro tutto al centro. Era troppa? No. Ci fidiamo della sua salatura o aggiungiamo un po' di sale? Vabbè, assaggiamo, dai. Assaggia un po' di verdura, dai. Di là, fredda. qui? fredda, sì, è più fredda. Aggiungiamo un po' di sale e aggiungiamo un pizzico di sale, come la signoria Un vostra. pizzico. Però non devi finire mi serve quella verdura. Tu l'hai tolta questa? No, ma mi serve adesso, Ah, mi serve. scusa. E guarda che facciamo, Desi.
Prendiamo questa bella provola piccante e la adagiamo qua così. Così, così, così. E l'abbiamo adagiata qua. Ora prendiamo la verdura e la adagiamo Sopra. così, guarda. Così, così, a coprire Tutto. questo bellissimo provolo. E chiudiamo così, facciamo cadere le mandorle, questo di qua, e chiudiamo. E siamo E qui. lasciamo sì che lui vada. cucina così. Controlliamoci la pasta, vedi Sì. che tende ad appiccicarsi alla base, ma noi siamo qui vigili e pronti. Pronti? E adesso dobbiamo solo aspettare che questa salsa stringe, capito? E ora mi devi fare il recap di questo. No, dai, ma non poi l'hai lo fanno tu fatto, il recap di non l'hai questo. fatto, lo devi Ma lo sanno fare. tutti come si fa la No, scalopa, fallo, il napoletano. Come si fa? Si Dimmi. mette la cipolla, si Sì. mettono le olive, si mette l'acciuga. Così? O dobbiamo fare dei soffritti, No, fai un chef? soffritto, è chiaro. Cioè, io Ma mi l'ordine qual è? La approccio con persone cipolla? che sanno di cucina. La cipolla poi? Cipolla, olive, acciughe. L'uvetta come la mettiamo? L'uvetta la metti una parte smacinata perché così esce meglio l'aroma e poi una parte alla fine intera. Poi metti la verdura, poi metti le mandorle, poi mischi, insomma, dai. Abbiamo aggiunto anche come si chiama? La cosa, il formaggio. Abbiamo messo la provola piccante, Sì. esatto, per dare questo tocco. E qui sta andando, che è una E bellezza. qui sta andando, guarda. bene. Allora, come siamo? Siamo pronti quasi? Guarda che facciamo. Puliamo e E passiamo impiattiamo? all'impiattamento con le nostre pentole messe qui. Dai, ci siamo. Va bene? Ci siamo. Daisy, guarda cosa facciamo Pronti? adesso. Guarda cosa facciamo adesso. Prendi questo pecorino Sì. romano, prendilo. Che facciamo? Lo Prendi prendo? un cucchiaio E lo e adagio? dammi, mentre io mescolo, tu vai. Mamma mia, ragazzi, Vai, ma come ci sta vai. bene? C'è il tocco finale proprio. E va bene così. Tutto, basta così, basta. Basta. Basta così. Poi? Andiamo bene. Guarda che colore è diventata la salsa. Mi prendi un cappello di prete Sì. e cominciamo a impiattare. Sì. Guarda che facciamo, guarda. Mi dai un mestolo? Brava. A te. Così. Questo lo possiamo chiudere. Guarda che facciamo. Una bella bersagliera. Mamma mia. Ferma. Meraviglioso. Un Olio. goccio d'olio? Yes. The first dish. Pazzesco. Primo piatto. Dai. Togliamo questo. Squillino le trombe. Trombino i pronto? tamburi e rollino Vabbè, lascia stare, apri, dai. Guarda come Pronto? diventa, guarda tutto il formaggio attorno. Prendiamo un piatto rotondo di questo. Con una marisa. Eccola qua. Ci spingiamo così. Stacchiamo perché nel frattempo il fromage ha fatto il suo lavoro. Ecco qua. Questa è pronta. Sempre quel tuo aiuto mi serve Che del vuoi? pepe. Un po' di pepe? Un po' di pepe. olio? Un po' di olio così. Un po' di olio Del pepe. e un po' di pepe. E abbiamo fatto un bel contorno così. Questo lo togliamo. Meraviglioso, ragazzi. togliamo, questo Direi lo togliamo. che mi tocca adesso Direi. dirvi cosa ne penso di questi piatti. E diccelo, dai, diccelo, vediamo. E cosa facciamo Cominciamo così? dal primo, certo. Cominciamo così, dai. Aspetta che tolgo qualche cosa, così la assaggi. Vabbè, tu togli, dai. Sì, tanto che ti interessa. Dimmi com'è questa bersagliera. Alcuni ci mettono anche il tonno, sai, ma io non gliel'ho voluto mettere. Buona, Buono, bravo. grazie. Devo dire che anche senza l'oro è riuscita.
che aveva sbagliato allora lei aveva detto, io le ho detto ma prendi la salvia e lei ha preso l'alloro perché non sa neanche la differenza. Poi per salvarsi ha detto io ci metterei l'alloro perché ci va Ci l'alloro. stava l'alloro. Abbiamo finito? Posso servirti questa? Questa guarda come te la servo. Servo un piatto, così. Se non te lo levo io tu non la smetti. Mi dai un coltellino? E una forchetta. Ok. Io ti faccio un bel pezzo, guarda, dove Bello, vado a ragazzi, prendere. bello, tipo così la fai la Dove vado a fetti. prendere il formaggio. Pazzesco. Ti voglio fare un boccone al Mamma cucchiaio mia, questo. fammi un boccone Questo va al al cucchiaio. cucchiaio, va? Dammi il cucchiaio. Tieni. Devi fare questo lavoro così. Sì. Troppo però per il cucchiaio, No, non è troppo che si era attaccato. Ecco qua. Non è troppo. Ci sei? Vai. Dimmi cosa provi. Senti la crocchicità. Buona. Bravo. Va bene. Alla prossima. Questa lì. Anche di sale proprio perfetta. Perfetto, ragazzi. Alla prossima non mancate, noi ci saremo, è vero? Anche io. La salvia. Cannolicchi alla bersagliera. 500 g di cannolicchi rigati, 500 g di pomodori pelati, 250 g di tonno in olio d'oliva, una cipolla, 2 spicchi di aglio, prezzemolo fresco, olio, evo, sale e peperoncino quanto basta. Scarola alla napoletana, una scarola, 4 filetti di acciuga, 100 g di olive nere denocciolate, 50 g di uvetta, 100 g di mandorle tritate grossolanamente, 100 g di provola stagionata o primo sale.